Zona a traffico limitato della via Atenea, ovvero zona della discordia. Forse per creare un paragone tra il vecchio e il nuovo, visto che a parlare contro sono in primo luogo diversi sostenitori della vecchia amministrazione comunale. Questo sembra infatti il principale motivo della discordia, anche perché ci sono critiche, ad esempio, riguardo altri provvedimenti adottati, come quello di riaprire Piazza Municipio. E i social in tutto questo fanno il bello e il cattivo gioco, che crea solo confusione inutile senza servire la verità. Agrigento è scontato essere una città fin troppo strana, di amore e odio, più odio che amore si direbbe in questo caso, dove sembra non andare bene nulla. La campagna elettorale è finita da un pezzo, Agrigento ha un nuovo sindaco e una nuova realtà che si affaccia all'orizzonte. I paragoni servono solo a confondere le idee in un momento in cui serve rimboccarsi le maniche e risollevare una città che non sta per nulla bene, né in centro né in periferia. Ma tornando alla zona a traffico limitato, va detto che la revoca in questo momento è vista come un aiuto al commercio. Lega Ambiente invece dice che la decisione allontana Agrigento dalle altre città in tema di mobilità. Ma anche qui i paragoni non reggono, perché le altre città hanno tutto quanto serve ad una comunità per vivere civilmente. I problemi di Agrigento sono altri, tanti altri, e qui tornano i vecchi amministratori, non solo quelli del recente passato, che hanno lasciato eredità pesanti da gestire. No, già abbiamo rimodulato la ZTL, ritornerà come prima, forse anche meglio di prima, però io voglio precisare agli agrigentini che mi è stato chiesto da quasi tutti i negozianti perché nel periodo di crisi attuale forse è meglio che qualcuno non vada in fallimento e qualche passeggiata in meno. Comunque, visto tutte le insistenze degli agrigentini, giustamente proprio stamattina abbiamo rimodulato, la porteremo in giunta e ricambieremo gli orari della ZTL. E quali saranno? E ora non lo so, le stiamo rimodulando, sicuramente sarà sia la mattina che il pomeriggio ritornerà a ZTL per permettere il passeggio. Poi se qualche commerciante si lamenterà e non guadagnerà, poi ne riparleremo.